Siamo in studio con la seconda parte della Voce del Friuli, è venuto a trovarci Federico Simeoni, Patto per l'Autonomia. Perché ho chiamato Simeoni? Per un semplice motivo, pochi ne stanno parlando, ma andiamo a rischio fra un mese e mezzo di perdere una cosa importante in Friuli Venezia Giulia, che è la benzina, anzi il carburante a regime agevolato. L'Europa ci sta bacchettando, dice che stiamo facendo aiuti di Stato e via dicendo, e c'è ai noi il forte rischio di perdere questa cosa. Avete già sentito nel telegiornale l'intervento del rappresentante regionale della categoria dei gestori delle stazioni di carburante. Adesso andiamo a sentire un po' quello che accade, perché Simeoni, da Bruxelles ci stanno martirizzando e non poco, no? Ma non è che ci stanno martirizzando, ci stanno richiamando al rispetto delle regole che abbiamo deciso di sottoscrivere nel momento in cui abbiamo deciso di coabitare nella Casa Comune Europea. Era una cosa che si sapeva ormai da anni, già quando è stata fatta la legge regionale nel 2010 la questione era sub judice e più volte è rimbalzata da Trieste a Roma, con il dubbio che prima o poi Bruxelles sarebbe intervenuta. Bruxelles alla fine è intervenuta, quindi non è una novità. Qui i nostri politici locali, per mantenere la pace temporanea, hanno tergiversato, hanno lasciato le cose così, ma alla fine il campanello a Bruxelles ha suonato, anche perché la nostra legge regionale è stata concepita nel 2010 come provvedimento emergenziale su un momento di crisi economica. Probabilmente Bruxelles questa cosa qui l'ha lasciata correre nell'attesa che una situazione temporanea del nostro paese andasse a esaurirsi, però passati ormai quasi 10 anni la situazione economica sta uguale se non peggiorata, e non credo che a Bruxelles siano disposti a tollerare che questo sia un provvedimento emergenziale come era stato invece paventato nel 2010. La provincia autonoma di Bolzano, che noi crediamo sia il modello di riferimento, e avevamo già chiesto in campagna elettorale che la nostra regione o chi avrebbe assunto il ruolo guida dopo le elezioni se ne facesse carico, prendesse proprio quel modello che invece segue un provvedimento legislativo che interviene su un contesto economico non contingente ma geografico. La provincia di Bolzano ha esposto un motivo di criticità dovuto alla fragilità dei paesi montani eccetera, e ha vincolato il provvedimento dei carburanti agevolati proprio al fatto di superare il divario tra la pianura e la montagna, inserendo poi anche l'escamotage della distanza dei comuni rispetto ai confini tra Austria e Svizzera, cercando proprio così di inserire un provvedimento simile al nostro, ma in una maniera concettualmente differente, che al momento è l'unica non impugnata dall'Unione Europea. Diciamoci la verità, sono passati 9 anni, dunque comunque c'era una mezza legislatura più una intera, e non siamo stati capaci come sempre di curare l'orto come Dio comanda, no? Perché dall'altra parte qualcuno si sveglia, perché prima o dopo si sveglia e dice stop, attenzione, perché sì, come ha detto lei, facciamo parte della Casa Comune Europea, abbiamo firmato comunque degli accordi, piacciono o non piacciono, ma questo è stato fatto. La cosa che più mi stupisce, mi stupisce in questi giorni, ormai l'atteggiamento italiano è quello di rimandare sine die, fino a quando qualcuno poi non arriva con la mazzata. No, l'atteggiamento che mi meraviglia un po' anche dei responsabili dell'amministrazione regionale è quello di dire aspettiamo le prossime elezioni europee perché cambierà l'aria. Ragazzi miei, non è che se cambia l'aria la Slovenia cambia la tassazione sui carburanti, l'Austria cambia Io credo che qui ci sia la segreta illusione che con la vittoria ipotetica dei populisti tutti i paesi porteranno il livello di tassazione sui carburanti al livello italiano. Io credo che sia una follia pura. Sarebbe da iniziare a spingere chi governa Roma per abbassare il livello delle accise sui carburanti che sono sul territorio italiano. Anche perché, se non sbaglio, paghiamo ancora la guerra di Abissinia, se non ricordo male. Paghiamo il terremoto del Belice, addirittura quello del Friuli, dove ricordiamo, paghiamo ancora la tassa sul terremoto del Friuli, quando nel 2016, mi corregga Simeoni, abbiamo
abbiamo chiuso l'emergenza terremoto in Friuli, no? Cioè noi continuiamo a pagare tasse su non cose raccontiamo che sono gli altri che fanno concorrenza sleale, siamo noi che siamo dei mona, che continuiamo ad avere un livello di tassazione che non ci rende competitivi rispetto a tutti gli altri paesi europei. In gergo invece molto più diretto, qualora questo treno passasse ai noi, come si dice, a miglior vita, tra parentesi, c'è il rischio che molte stazioni di servizio nel giro di pochi mesi chiuderanno i battenti, perché chiaramente, come abbiamo detto anche nel servizio in precedenza, nel videogiornale, ci sarà la famosa emigrazione di massa, le famose colonne che si vedevano una volta che dal Friuli si spostavano verso la Slovenia. Il problema è duplice, perché ci sarà la crisi delle pompe di benzina in fascia confinari, che chiaramente si troveranno il pendolarismo diretto principalmente di là dal confine, ma poi ci sarà anche il collasso delle altre che col regime di agevolazione che non è stato secondo noi assolutamente monitorato negli ultimi anni, ci sono pompe di benzina qui in regione che hanno avuto prezzi nettamente più alti di quelli del Veneto, perché così poi le recuperavano con lo sconto. Cioè la nostra regione ha pagato la mancanza di competitività anche dei gestori dei distributori. Simeone, le faccio subito un esempio chiaro e trasparente. Lei come me è in fascia 1, no? Sì. In fascia 1 come me. Io tanto so sempre, addirittura noi quando nel 2010 c'è stata la rivoluzione, abbiamo rischiato ad esempio come comune di San Giovanni della Tisona di passare in fascia 2, e c'erano dei comuni che non c'entravano nulla col confine che diventavano fascia 1, per dire, no? Ecco, faccio un esempio stupido. Io se vado con la tessera a far benzina, a me conviene personalmente farla a Udine, perché risparmio 10 centesimi al litro rispetto che farla nel mio comune. Perché? Perché con l'applicazione, come ha detto lei, della maggiorazione del costo, pago addirittura 10 centesimi di meno, cioè la pago come in Slovenia, tanto per fare un esempio. Quindi anche la regione in questi anni ha pagato la non competitività di certe strutture. Questa cosa qui doveva far pensare già da parecchi anni, perché non è possibile che la tassazione della collettività mantenga strutture in perdita. La cosa va rimodulata, va rivista, va centrata sul fatto dei paesi che hanno più disagio perché sono in zona montana eccetera, va pensata su incentivi magari su auto di tipo più ecologico, ma così com'è credo che l'Europa difficilmente ci lascerà in piedi il discorso. Insomma, siamo, come si dice, a rischio chiusura per quanto riguarda il discorso dell'agevolazione dei carburanti. Erano sì bei tempi, parliamoci chiaro, addirittura io ricordo quando avevamo i buoni, perché c'era la zona franca di Gorizia, Savogna e San Floriano, poi per questioni politiche si è allargata in tutta la provincia di Gorizia, e poi sul finire degli anni 80 i famosi comuni della provincia di Trieste e della provincia di Udine, che stavano a 12 km dal confine, avevano la possibilità, insomma, di avere i famosi blocchi dove non riuscivi a finire la cosa, perché addirittura ti chiamavano se per cortesia gli dai 2 euro, sì, gli dai il cedolino per andare a fare benzina, sì, no? Perché non ti bastava, no? Nel senso che avevi per 3 anni senza nessun problema. Poi è arrivata la tessera di che poi sappiamo che nel 95, se non ricordo male, è stata estesa tutta la regione, no? Perché poi nel 95 c'era l'estensione alla fascia 1, fascia A, fascia B, addirittura in 4 fasce, se non ricordo male. Sì, mi pare che all'inizio erano state c'era fascia A, B, C e D, sì. no? Pordenone aveva, mi pare, 200 lire di sconto, una roba del genere, se non ricordo male all'epoca. Erano anche bei tempi quando in Italia si pagava a 1200 euro la benzina super, e in Jugoslavia andavi a Neblo, no, magari a 600, a 350 lire al litro si pagava. Io mi ricordo che si andava a Neblo subito dopo di là, io abito a 5 km dal confine, e c'erano le famose code chilometriche in un valico di seconda, perché ti chiamava la gente per poter portare la macchina, faceva la spola, no? Il sabato e la domenica facevi l'autista, no? In un certo senso. E questo purtroppo adesso, tornando ai giorni nostri, probabilmente, ai noi, se le cose non miglioreranno, salvo miracoli da Bruxelles o da Strasburgo, rischiamo fra 2 o 3 mesi di rivedere queste scene di transumanza. È vero che ormai anche la Slovenia sembra sia passata, adesso non ho contezza, ma mi pare che anche la Slovenia sia passata al regime di libero mercato, non ha più il prezzo imposto a livello statale, quindi probabilmente anche loro, come per tutti gli altri, subiranno delle lievitazioni verso l'alto dei prezzi del carburante, ma sicuramente il fattore dell'IVA e delle accise nostre sul carburante credo che sia talmente penalizzante, ma ecco, soprattutto parliamo per il settore anche dei vettori del trasporto, certo, che non possono avere
competitività con i anche perché lei vi insegna, di Austria-Slovenia. Lei vi insegna che se alla fine non è che abbia la scheda carburante per recuperare l'IVA, ma se alla fine col prezzo pieno mi costa 20, 25 o addirittura 30 centesimi al litro la benzina o il gasolio, chiaramente cosa faccio? Tra parentesi, chi se ne frega dello scarico carburante? Sicuro. Vado di là, glac, mi faccio il pieno e risparmio tanti soldi, e chiaramente ai noi andrà a incidere sul lavoro delle stazioni di servizio poi ricordiamo italiane. che chi va di là poi approfitta per comprare carne, va di là per comprare tabacchi e tutti gli altri generi su cui l'IVA poi viene lasciata nella Repubblica di Slovenia e non viene spesa qui in Friuli, pertanto ci sarà anche un impoverimento a livello del bilancio regionale, perché mancherà IVA dei nostri cittadini che viene versata all'estero e non rimane nella nostra regione. Bene, io ringrazio Federico Simeoni per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima, come sempre stessa rete, stessa ora, mandi.